Bene. Se non c'è nessuno che prende la parola in difformità, do la parola, credo, al Presidente per la replica. Prego, dichiarazione di voto dopo. Funziona così, relazione del Presidente, poi c'è la replica del primo firmatario e dichiarazioni di voto e voto. Grazie Presidente, ringrazio il Consiglio. Pensavo di iniziare dovendo esprimere soltanto la mia solidarietà, molto convinta, e dopo la spiegherò al Vicepresidente Riccardi. Invece, se permettete, esprimo una fortissima solidarietà ai dirigenti, ai professionisti della sanità del Friuli Venezia Giulia, della Direzione Salute, delle aziende sanitarie, perché il dibattito politico ne ho viste di tanti tipi, anche in Parlamento ci sta tutto, ma voler umiliare, voler denigrare, voler offendere professionisti della sanità che hanno tutti i titoli per ricoprire, perché sono delle norme oltretutto che lo prevedono, il ruolo che ricoprono, lo reputo una cosa indegna, e scusate se uso questa chiarezza, ma ancora più indegna perché sono quelle stesse persone che sono state in prima fila a combattere la pandemia, a dare risposte in un momento emergenziale e a essere vicino alla nostra comunità regionale. Quindi questo lo dico non soltanto in veste politica, ma lo dico come amministrazione regionale, perché squalificare il dibattito di questo Consiglio, che può essere duro e acceso, ma tirando di mezzo e offendendo, umiliando le professionalità presenti in questa regione, lo reputo inaccettabile. Voglio iniziare in questo modo perché voglio che sappiano i professionisti della sanità di questa regione che c'è la totale stima da parte dell'amministrazione regionale verso il loro lavoro e il loro sacrificio, soprattutto in questi 2 anni di pandemia. Detto questo, prendo atto anche che è diventato un'abitudine dell'opposizione, cosa legittima, perché il regolamento lo prevede, cosa che prima non era mai stata manifestata, le mozioni di censura, prima con l'assessore Gibelli, oggi col vicepresidente Riccardi. Ho visto che è stato chiesto anche quello ancora senza mozione di censura, l'aspettiamo all'assessore Pizzimenti. Penso che però un atto così forte, e questo ovviamente è un'opinione, sia ben chiaro, non vuole essere alcun tipo un'indicazione all'opposizione per fare l'opposizione, però forse bisognerebbe utilizzarlo in casi eccezionali di particolare rilevanza, che avvengono fuori dall'ordinarietà, fuori dal dibattito politico acceso che esista. Questa cosa qua mi sembra veramente un atto forte, è una mia opinione, sia ben chiaro, il regolamento lo prevede, però che ormai viene utilizzato con una certa routine, che forse svilisce lo stesso ruolo che avrebbe uno strumento come questo. Io voglio entrare nel merito. Ho iniziato volendo sottolineare la solidarietà al vicepresidente Riccardi. Non è una solidarietà formale, ma una solidarietà prima di tutto per ringraziarlo dell'importante lavoro che ha svolto in questi anni, prezioso soprattutto in un momento difficile per la Regione. Prezioso perché abbiamo iniziato un percorso di riforma auspicato anche da molti consiglieri o da alcuni consiglieri che oggi hanno firmato la mozione di censura con la riforma sanitaria. Alcuni consiglieri in quest'Aula che hanno firmato la mozione proprio censuravano le scelte della precedente amministrazione regionale, dicendo esplicitamente di non aver inserito gli ospedali Rilete assieme agli ospedali di riferimento AP. Corrisponde a una suddivisazione delle aziende che non risponde più a interessi politici, a un'organizzazione che abbia a cuore i percorsi di salute del cittadino. È quello che abbiamo fatto noi. Abbiamo corretto, e ha fatto il vicepresidente Riccardi, abbiamo corretto quella che anche noi ritenevamo una scelta sbagliata, che abbiamo votato in quest'Aula, abbiamo portato alla riforma del 2019. C'è stato detto che abbiamo disinvestito in salute, che non abbiamo dato risposte. Ricordo solo sommessamente, e devo dire, guardate, perché rispetto agli attacchi che ho sentito durante questa mozione, penso lontanissimi dalla realtà, sono pienamente d'accordo con lei, consigliere Ussai. I cittadini non si meritano menzogna. E per questo ho deciso di replicare io a questa mozione. E dicevo, rispetto a quanto sia stato accusato, io ricordo, e per dovere di verità, e per questo lo dico, anche a causa di scelte nazionali, ricordiamo dal governo Monti in poi, quindi non do una responsabilità semplicemente alla precedente amministrazione regionale, però ricordo che in questa regione è stato un taglio di 700 posti letto. Di 700 posti letto. E ribadisco, anche causa a scelte e indicazioni che arrivavano a livello nazionale. Non c'è dubbio. Non c'è dubbio. Prima del 2019 le regioni più virtuose erano considerate quelle che tagliavano di più in sanità. Perché adesso, dopo la pandemia, sembra che tutti siano diventati
particolari sostenitori della spesa sanitaria, non dove si spendeva meglio, ma dove si spendeva di meno. Questa è stata la politica nazionale di tutti i colori, e sia ben chiaro. Potevo semplicemente, scusatemi questo sfogo, semplicemente dare i numeri dei tagli, però ho voluto specificare perché correttezza istituzionale e lealtà e verità verso i cittadini io ci tengo, e penso che la politica, anche questo, indifferentemente dal colore politico, debba riappropriarsi di serietà verso i cittadini di questo territorio, in generale del nostro Paese, perché penso che le speculazioni che raccontano mezza verità per poi raccontare delle menzogne, per poi arrivare a delle menzogne, non premiano neanche più elettoralmente. Quindi è una cosa che dico con un dovere istituzionale, ma anche con la convinzione che i cittadini oggi chiedano verità, non dire domani apriremo un ospedale in ogni angolo, domani avrete l'operazione a cuore aperto sotto casa, o domani avrete qualsiasi servizio dove vorrete e avrete medici a non finire, infermieri a non finire, operatori sociosanitari a non finire. Io, scusate, questo non lo posso dire, non lo voglio dire. Evidentemente qualcuno pensa di organizzare la prossima campagna elettorale in questo modo. Io penso che soprattutto su un diritto fondamentale come il diritto alla salute non si possano prendere in giro i cittadini e continuare a inseguire o cavalcare cose che il giorno dopo semplicemente vengono smentite dalla verità dei fatti. Io voglio ricordare che l'emergenza del personale, cosa che viene citato da questa regione, aveva questi titoli: SOS pronto soccorso, manca il 20% dei medici e i bandi vanno deserti. Il personale è sotto organico ed è difficile trovare medici disposti a lavorare nei reparti d'emergenza. Attualmente manca un quinto dei medici necessari e con il tempo la situazione non può che peggiorare. Regione Friuli-Venezia Giulia? No, Regione Lombardia. La crisi dei medici di base, ne mancano all'appello 1500 nel 2027, andranno in pensione altri 1000, interi quartieri e comuni scoperti. Regione Friuli-Venezia Giulia? No, Regione Lombardia. Nei pronti soccorsi mancano medici, questo del 1 febbraio, Regione Friuli-Venezia Giulia? No, Regione Emilia-Romagna. Carenza medici di base, giunta regionale si difende. C'è una carenza dei medici di base, questo mette a rischio la salute delle persone che, specie in montagna, sono sempre più anziane. In molti comuni ormai il medico di base non c'è, i territori più fragili subiscono la mancanza di coperture. Regione Friuli-Venezia Giulia? No, Regione Emilia-Romagna. Allarme sanità, mancano i medici di famiglia, 160 posti rimangono scoperti. Regione Friuli-Venezia Giulia? No, Regione Liguria. Pronto soccorso, emergenza, mancano 81 specialisti, medici in fuga nei reparti d'urgenza per i turni infiniti, stessi stipendi. Regione Friuli-Venezia Giulia? No, Regione Liguria. Caos pronto soccorso, novantenni in attesa per 27 ore, ambulanze bloccate, il personale è ridotto all'osso. Regione Friuli-Venezia Giulia? No, Regione Puglia. Medici in fuga, pazienti furiosi, pronto soccorso vicino al collasso. Friuli-Venezia Giulia? No, Regione Veneto. Medici dimissionari, pronto soccorso in TILS. Regione Friuli-Venezia Giulia? No, Regione Toscana. Medici di base, se ne vanno in 600. Criticità enormi, già 250 posti vacanti, altri 229 nei prossimi mesi, il numero più alto mai registrato. Regione Friuli-Venezia Giulia? No, Regione Toscana. Il pronto soccorso nel caos, sull'orlo del baratro. Regione Friuli-Venezia Giulia? No, Regione Lazio. Sanità, situazione al collasso. Regione Friuli-Venezia Giulia? No, Regione Lazio. L'emorragia dei medici di base, la regione nel caos. Regione Friuli-Venezia Giulia? No, Regione Lazio. Scusate, ho fatto questo elenco, quelli che ho trovato questa mattina velocemente. C'è un problema di personale nel nostro Paese? Di approvvigionamento sanitario? Sì, e lo continuiamo a ripetere. Speculare su questo e dire ai cittadini di questa regione che l'amministrazione regionale non vuole garantire i diritti alla salute perché non prende il personale, non assume e non dà risposta alla salute è una menzogna. Noi abbiamo dato tutta la disponibilità, anche economica, che dopo vi leggerò, per poter fare tutte le operazioni, e non solo economica, tutte le operazioni di approvvigionamento di personale. Dobbiamo avere la consapevolezza che, per esempio, sulle specializzazioni, fino a 2 anni fa, c'erano 6.000 specializzazioni all'anno, insufficienti, decise dalla regione. No, anzi, noi abbiamo raddoppiato le specializzazioni in questa regione, soprattutto per i medici di medicina generale. Ma di più, insieme al governo, perché è stata una collaborazione, questo guardate, ve lo dico, da regioni da destra, a sinistra e altro, abbiamo aumentato le specializzazioni, sono arrivati a un picco di 17.000, arriveranno a un ordinario di 12.000. Servirà qualche anno per avere quei professionisti. Perché se qualcuno si illude che dall'oggi al domani io apro le specializzazioni, il giorno dopo un professionista pronto da inserire nel sistema sanitario, questo è il principio di verità che dobbiamo dire al cittadino. E io lo dico con chiarezza.
Ci sarà ancora qualche anno di criticità in termini di personale? Sì. Cercheremo di affrontarlo facendo delle misure che sappiamo che saranno misure tampone, non misure strutturali che potranno dare il miglior servizio del mondo. Sì, ci proveremo e faremo tutto il possibile. Ma il cittadino di Friuli Venezia Giulia, io ho il dovere di dire la verità e non di dire, come ho sentito dire anche nelle piazze di questa regione, tagliano il personale, la sanità pubblica la vogliono ammazzare. È una cosa che è totalmente lontana dalla realtà. Dicevo che noi, per il personale, abbiamo incrementato per esempio il tetto di spesa per le assunzioni. Abbiamo dato, e la riprova è proprio durante l'emergenza Covid, meccanismi riconosciuti di premialità, a partire per esempio da quei 5 milioni che abbiamo dato in più proprio per il personale impegnato per l'emergenza Covid, per la campagna vaccinale e per il contact tracing. Oggettivamente, dare la responsabilità alla Regione per il problema del personale sono critiche irricevibili, non perché vogliamo sottrarci alla responsabilità, ma perché purtroppo è un problema generalizzato sulla parte formativa che non è oltretutto di competenza regionale, se non quella degli operatori sociosanitari per i quali infatti abbiamo aggiornato e aggiunto il potenziamento dell'offerta formativa regionale. Lo scenario che oggi è in atto nel sistema sanitario sicuramente è uno scenario di cambiamento che abbiamo voluto noi con la riforma. Una riforma che oggettivamente ha visto delle difficoltà nell'attuarsi, perché oggettivamente, l'ha ricordato alcuni consiglieri di maggioranza, a fine 2019 apriamo la riforma, a febbraio 2020 eravamo nel pieno della pandemia. Se vogliamo nascondere questo e non sapere che anche durante la pandemia abbiamo dovuto fare delle misure riorganizzative che hanno chiaramente bloccato il sistema per dare risposta all'emergenza Covid, vuol dire non raccontare la verità, ma soprattutto non raccontare la verità in mezzo a un dramma che ha vissuto il globo intero. Ed è vero che ci sono state in queste riorganizzazioni temporanee delle ripercussioni su molte parte delle altre prestazioni esterne al Covid, come è venuto in tutta Italia. Per esempio, però, i dati ci dicono che sulle risposte ai problemi oncologici noi siamo la regione che ha ridotto di meno le prestazioni in tutta Italia. Sicuramente come le difficoltà, sicuramente è stato difficile, lo citava prima la consigliera Santoro sull'oncologia, che sicuramente ci preoccupa, siamo quelle che hanno ridotto di meno in tutta Italia rispetto chiaramente a una riduzione che c'è stata per quelle misure che abbiamo dovuto mettere in campo. Abbiamo chiuso rispetto a quanto abbiamo trovato il 2021 con 200 professionisti dipendenti in più rispetto a quanti ne avevamo trovati. Avremmo voluto fare tutto prima, ad esempio si è parlato della riforma dell'emergenza, della messa in campo totale del sistema della riforma, sicuramente sì. Abbiamo potuto, purtroppo, nostro malgrado no. E devo dire per esempio che per quanto riguarda il PNRR va assolutamente in linea con quanto noi avevamo scritto, oltretutto precedentemente con la riforma. Quando è stato detto perché facciamo, mi sembra oggettivamente una domanda particolare, perché facciamo più case della comunità e case della comunità, ospedali di comunità, più di quanto prevista il PNRR? Perché la Regione ha deciso di mettere più risorse per la sanità di questo territorio di investimenti. Non è poi così male. Non penso che possiamo essere accusati di mettere più risorse rispetto a quanto lo Stato doveva farci in quelle infrastrutture. Quando ci viene detto, però bisogna capire come verranno riempite quelle strutture, peccato che dipenda dal DM71 approvato oltretutto con norma perché non ha trovato l'intesa in conferenza della Regione per contrarietà di una singola Regione, perché tutte le altre erano d'accordo, oltretutto di area politica verso la nostra, ma indifferente da questo, e soprattutto nel rapporto con i medici di medicina generale, per il quale lo stesso Ministro della Salute sta cercando di trovare delle soluzioni perché non c'è dubbio. Voi sapete perché quell'unica regione non ha dato l'intesa sul DM71? Perché dicono che non ci sono le risorse. Lei dice sono solo investimenti. Beh, effettivamente una regione guidata dal PD sostiene proprio questo, che il governo non ha messo sufficienti risorse per il DM71 e proprio per questo non l'ha votato. Guardi un po'. Cosa che invece Regione Friuli Venezia Giulia risorse che continua ad inserire. Risorse che noi, voglio ricordare, abbiamo aumentato del quasi 9%, di 196,5 milioni, se consideriamo la media 18-21 rispetto alla 14-17.
Quindi aumento di risorse di spesa, anche sulla spesa corrente, ho dati anno per anno con un aumento costante che abbiamo iniziato addirittura prima della pandemia. Su questo, se permettete, quindi, l'indicazione della Regione Friuli-Venezia Giulia è stata quella di potenziare la risposta di salute, sicuramente in un quadro complicato, non c'è dubbio. Ma d'altronde siamo riusciti, anche in questa emergenza, e penso a quella legata alla pandemia, a dare risposta alle esigenze di ospedalizzazione dei nostri cittadini. Non solo, abbiamo accolto addirittura cittadini di altre regioni che ci hanno ringraziato anche pubblicamente, ma ovviamente la solidarietà di questa regione, che stiamo dimostrando per esempio anche nella crisi ucraina, che tra parentesi, altra emergenza che grava sulla sanità, perché sulle 6.000 persone la risposta sanitaria ovviamente è importante, non riguarda soltanto le vaccinazioni Covid, e quindi anche questo un nuovo ringraziamento a chi prima è stato denigrato. E dicevo, anche su questo la Regione Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia si è riuscita a distinguere con la sua comunità, avendo dato una grande prova di solidarietà anche nei momenti difficili della pandemia. Quando noi oggi abbiamo circa il 37% dei pazienti ricoverati per Covid e di questi, quelli considerati pazienti Covid, il 63% con Covid, cioè qui concomitante ma non ricoverati a causa della malattia. Ma questo ovviamente è una situazione che oggi ci troviamo ad affrontare, situazioni che invece prima erano decisamente più gravi e peggiori. Mentre succedeva tutto questo, ed è successo ininterrottamente per 2 anni, noi abbiamo cercato sempre di approfondire, a capire insieme a quei professionisti che ad alcuni non piacciono, penso ho ringraziato la direzione generale, quello del Sazzamaro, i direttori centrali, penso al professor Barbone che ci ha dato una mano importante in tutta l'analisi dei dati, cercare quali risposte dare nei momenti di difficoltà, ma addirittura siamo stati accusati di tutto, cioè oggettivamente penso per quello prima quando dice ritengo inopportuno, ci sono stati accusati perché la gente andava in giro magari e si contagiava colpa della regione, ma addirittura per i morti. Prima sono stati citati il numero dei morti, anche questo dati parziali che purtroppo non guardano la totalità delle informazioni che abbiamo a disposizione. Infatti il calcolo del tasso, il grado di mortalità collegato all'epidemia Covid si utilizzano principalmente 2 fattori per calcolarli. Il calcolo del tasso di mortalità specifico e il calcolo di eccesso di mortalità totale. Queste due misure sono state confrontate fra le singole regioni italiane e mentre nel 2020 eravamo sotto la media, nel 2021 effettivamente siamo la regione più colpita e nei 2 anni siamo la 4ª regione più colpita dopo Lombardia, Valle d'Aosta ed Emilia Romagna. Va però ricordato che questi dati vanno anche abbinati alla capacità di testing che hanno dimostrato le singole regioni e la capacità di informativa che riescono a dare le singole regioni rispetto al tracciamento Covid. Non a caso, e noi come sapete siamo una delle regioni più performanti da questo punto di vista, non il bollettino privato del presidente Federico o del vicepresidente Riccardi, ma The Lancet, che evidentemente qui c'è qualcuno più esperto di chi scrive su Lancet, può darsi, io non mi ritengo all'altezza e non sono assolutamente in grado di fare valutazioni in merito, però ha pubblicato una stima dell'Institute for Health Metrics and Evaluation degli USA e vede il Friuli-Venezia Giulia tra tutte le regioni italiane ha l'indice di affidabilità del dato di mortalità Covid del Friuli-Venezia Giulia è quello col minore effetto di errore. Vuol dire che i nostri dati rispetto alle ricerche che abbiamo fatto, i tamponi che abbiamo fatto, le analisi che abbiamo fatto, contestati da tutti, dati falsi, mi ricorda anche quel dibattito. Ti ricorderai Riccardo, i dati che davamo dati falsi, no? Anche su questo? L'ANSI ci abbiamo dato più affidabile. Cosa vuol dire che il nostro margine di errore è inferiore? Cosa significa tutto questo? Che se andate a vedere la pubblicazione di Lancet, non la nostra, ribadisco, andate a vedere che siamo assolutamente nella media di altre regioni. Su questo, quindi, per quello io chiedo, c'è una responsabilità importante, voi capite, a dire ai nostri cittadini, qui muoiono tutti. C'è una responsabilità importante a dire ai nostri cittadini, la risposta alla salute non ve la vogliono dare. C'è una responsabilità importante a dire, per i cittadini vogliono privatizzare la sanità. Perché qui c'è stato in questa regione un dibattito molto ideologizzato. L'abbiamo visto poco tempo addietro in quest'Aula.
quando abbiamo aumentato le risorse per il privato convenzionato, che ricordo il privato convenzionato fa parte della risposta pubblica di sanità. Può erogare il servizio un qualcosa di pubblico, un qualcosa di privato, ma se è convenzionato, una cosa è chi lo eroga, una cosa è il tipo di servizio che è pubblico. Su questo giustamente è stato detto precedente che c'è stato, non è vero intanto che adesso vanno più a curarsi in altre regioni rispetto a Friuli Venezia Giulia, è diminuito il gap, è vero, ma sono ancora più quelli che vengono di qua rispetto, ovviamente per differenziale rispetto a quelli che vanno in altre regioni, però è vero che è diminuito. E sapete perché è diminuito? Perché i nostri cittadini non trovano risposta, tante volte soprattutto in quelle risposte sanitarie a bassa intensità, diciamo, ovviamente non le operazioni d'emergenza o d'altro, ma non trovano risposta, per esempio, nel privato accreditato da noi. Non è che vanno nel sistema pubblico di altre regioni, vanno nel privato accreditato di altre regioni. Perché? Perché una volta che qui si raggiunge il tetto, che è più basso degli altri, adesso ve lo racconterò, voi immagino lo sappiate, se uno va in un'altra regione quel tempo non scompare. Cosa succede? Che Regione Friuli Venezia Giulia paga il privato accreditato di altre regioni. Non è che non viene pagato il privato accreditato, vi ricordate il dibattito in quest'Aula, qualche mese addietro? Cosa è stato detto? Che vogliamo dare i soldi ai privati, vogliamo privatizzare la sanità. Questo oggi quanto avviene in realtà sta già avvenendo. Sì, sta già avvenendo. Peccato che siano i privati accreditati di altre regioni, non quelli di Regione Friuli Venezia Giulia. Non a caso, anche regioni che storicamente non sono di centrodestra, quindi non penso che possano essere additate a regioni amiche di speculatori del privato della sanità, che evidentemente il centrodestra è amico degli speculatori, di chi vuole fare affari sulla salute delle persone, il centrosinistra no, prendo atto, però in Regione Emilia-Romagna noi abbiamo una spesa pro capite per la spesa sanitaria di assistenza privata del privato accreditato che è di 387 euro, in Friuli Venezia Giulia è di 234, che rispetto al bilancio regionale loro prendono il 17,8% sulla sanità, noi il 10,08%, cioè invece il 10,8%. In Toscana siamo 270 contro il nostro 234, in Campania 381 con il nostro 234, in Puglia 291 verso il nostro 234, in Lazio 470 rispetto al nostro 234. Ho citato le regioni di quell'area, e adesso posso citare quelli di centrodestra. Veneto 360 contro il nostro 234, ecco forse magari vanno di là. Provincia Autonoma di Trento 489 rispetto al nostro 234. Abbiamo la regione Marche 282 verso il nostro 234, sotto di noi stanno soltanto facendo l'elenco la regione Valle d'Aosta, la regione, scusate che la trovo, direi, mi sembra no neanche, come pro capite c'è solo la regione Val d'Aosta, dopo abbiamo come spesa sanitaria. Quindi la verità è che un sistema che sta in equilibrio non è un sistema che sposta sul privato, ma un sistema che trova nel sistema privato convenzionato un supporto alle risposte da dare ai cittadini, in cui il pubblico, altrimenti vuol dire essere oberato e vuol dire seguire altro, può coadiuvare per dare un supporto. Questa è stata una scelta che noi abbiamo fatto, a differenza di misure ideologiche nel passato, che parlare di privato accreditato voleva dire privatizzare la sanità, cosa totalmente lontano dalla realtà. Su questo noi vorrei andare avanti, scusatemi se sto occupando tanto tempo, cerco di andare avanti velocemente. Si è parlato poi nella mozione, negli interventi qui in aula, della polemica della cosiddetta bocciatura degli atti aziendali. Non è una bocciatura, è semplicemente seguito l'iter previsto e disciplinato dall'articolo 54 della legge del 2019 che abbiamo approvato. Sembra strano, ma esistono per noi delle aziende sanitarie che svolgono il loro mestiere, dove la parte amministrativa pubblica, cioè la giunta, dà degli indirizzi, e c'è un controllore, che è ARCS e la direzione salute, che non è politica, e in questo dibattito che esiste semplicemente le forme di controllo. Quindi uno può mandare una proposta, c'è il dibattito, quella che è emersa, mica era la prima interlocuzione anche scritta che c'è stata tra le aziende ARCS e la direzione salute. È un normale dialettica che c'è per cercare di fare cose regolarmente. Noi abbiamo fatto una scelta molto chiara con la riforma del 2019, a differenza probabilmente di quanto avveniva in passato, dove raccontano, non ero presente in quest'aula, che addirittura
e durante il dibattito in aula delle precedenti riforme sui banchi dei consiglieri giravano le tabelle da un banco all'altro rispetto ai primariati che bisognava istituire. Noi questo abbiamo fatto una scelta contraria. Scusatemi se l'abbiamo fatta, ma siamo profondamente convinti che le parti di organizzazione tecnica non può aspettare alla politica. Noi dobbiamo dare gli obiettivi di servizi, quali sono gli obiettivi che dobbiamo garantire e i diritti che dobbiamo garantire ai cittadini di Friuli Giulia. Non facciamo noi dicendo dove deve essere istituito o destituito un primariato. Ho detto primariati, non ho detto primario, dopodiché io non so se... Ho detto primariati, non ho detto primario, dopodiché se voi intendete questo mi preoccupa ancora di più. Ho detto primariati è una cosa diversa, vuol dire se deve essere istituito il primariato, non chi ci deve andare. È una cosa diversa, non ho detto chi ci deve andare. Non ho detto chi ci deve andare. Se dopo voi intendete questo mi preoccupa ancora di più. Ancora, sto dicendo che se voi intendete questo mi preoccupa ancora di più. Silenzio, lasciamo finire il Presidente, poi dopo se volete vedere c'è la registrazione, vedete cosa ha detto il Presidente, potete commentare. Prego Presidente. No, ma ci stanno tutti i chiarimenti, ribadisco, mi sorprende che ci sono dei dubbi rispetto se uno dice primariati o primari. Dopo è scontato che tutti pensino che il Presidente ha detto primariati, non primari. Diciamo che il primariato non ha un nome, non ha un cognome. Ma certo, è quello che ho detto, mi sorprende che qualcuno possa avere solo interpretato male, però è una mia illusione evidentemente. No, ha detto primariato. Quello posso garantire, il Presidente ha detto primariati. No, ma mi sorprende, posso essere sorpreso che uno possa avere dei dubbi se ho detto primario o primariati, ho una concezione politica diversa, cosa devo farci? Andiamo avanti, dai, prego. Di più, si è detto che c'è stato un turnover devastante nella direzione salute, sono state un turnover del dottor Cortiura, del dottor Zamaro. Ricordo che la scorsa legislatura sono stato il dottor Marco Longo, il dottor Sinigoi e il dottor Pischiutti. Nessuno ha presentato mozioni di censura. Vi ricordo che il dottor Zavattaro se n'è andato alla scadenza del contratto, a differenza della dottoressa Bensa che avete assunto e poi licenziato per suo comune giudizio davanti al giudice. Sono andati via 3 direttori, Bordor, Marco Longo, Pilati, 3 per esempio, nella precedente legislatura, ma nessuno, penso, ha presentato mozioni di censura verso l'assessore Tedesca durante la scorsa legislatura. Per questo dico, ci sta una visione diversa del sistema, ci sta per esempio quello che ho detto prima sul privato convenzionato, ci sta che uno ideologicamente possa essere contro, ci sta, non è che lo accuso di qualcosa. Io ho una visione diversa, penso che i servizi bisogna andare in modo correlato, non ci sta però presentare mozione di censura su questo. Oltretutto voglio ricordare, e lo ringrazio per questo, che insieme al Presidente della Commissione Moras c'è stato un grande lavoro della Commissione Salute, anche dentro la pandemia. E il Vicepresidente Riccardi, gli ho chiesto proprio alla direzione che mi facesse un riassunto un attimo di tutte le varie richieste evase. Contiamo 326 IRI, 3 volte superiore ai colleghi che stanno dietro di lui come secondo e terzo arrivato di IRI. La salute è stato oggetto di 109 interrogazioni e interpellanze, evase in terza commissione, contro 30 evase senza emergenza durante la scorsa legislatura. Gli altri sindacati ispettivi sono stati 21 interpellanze, 261 interrogazioni a risposta orale e 132 interrogazioni a risposta scritta. Ma va bene, io non sto dicendo che non bisogna fare, sto dicendo che quando viene accusato che non c'è stato il confronto, che non c'è stato... Io penso che questi numeri testimoniano che siamo di fronte a qualcosa molto lontano dalla realtà. Di più, poi i nostri uffici sono stati ulteriormente oberati anche da richieste di interrogazioni poi chieste di fare ai colleghi a Roma, che hanno ovviamente presentato altre interrogazioni e così via. E su questo forse è stato, in tutte queste interrogazioni, forse è stato ed è passato inosservato l'importante riprogrammazione degli investimenti che abbiamo fatto, dove in questa amministrazione regionale, questa consigliatura, grazie anche a tutti i consiglieri, ha investito nel sistema sanitario 750 milioni di euro.
Di questi più di 400 milioni, se non sbaglio 411 a memoria, sono fondi che arrivano direttamente dal bilancio regionale. Io ricordo che negli scorsi 5 anni sono stati non 750, ma messi 212 milioni di euro. Ma di più, rispetto a una scelta anche della precedente amministrazione regionale che condividevo, cioè il potenziamento del territorio, purtroppo mai messo in atto nella precedente amministrazione, non a caso noi abbiamo messo 222 milioni, 10 volte quanto si è stanziato nei 5 anni precedenti. E di questi 222 milioni di euro, di cui sicuramente ci sono risorse anche PNRR, 80 sono diretti fondi della Regione, quindi 4 volte quanto è stato messo nelle amministrazioni precedenti. Quindi per questo io ribadisco, le criticità sono molte, sicuramente, dobbiamo lavorare. Guardate che distruggere un sistema complesso che vale dall'ultima annualità 2021 2 miliardi 584 milioni, 32 solo di spesa corrente. Distruggerlo è molto facile, ricostruire ci vogliono degli anni. Io non andrò mai davanti ai cittadini a dire che in un giorno o nei primi 100 giorni, come non ho fatto quando sono stato eletto, risolverò i problemi di tutto il sistema sanitario, così come non ha fatto il vicepresidente Riccardi. So che ci vuole sacrificio e impegno, so che ci vuole dedizione, so che si possono fare degli errori e bisogna correggerli, so che si può inciampare e bisogna rialzarsi. Però abbiamo una progettualità di lungo periodo, per la quale ovviamente serviranno degli anni per mettere in campo. Non basta sicuramente una legislatura, mi auguro che la prossima, chi ci sarà, possa portarla avanti. E proprio per questa voglia di andare avanti, ancora più motivato da questa mozione di oggi, io ribadisco con ancora più forza, a seguito dell'atto odierno, la mia volontà di ricandidarmi alle prossime elezioni, proprio per portare avanti l'importante lavoro che abbiamo fatto insieme. E su questo chiederò ovviamente la fiducia dei cittadini. Grazie.